se io riesco a fare una holding autostradale con i 72 km di CAV e i 200 km della Brescia-Padova, ok? Io potrei tranquillamente, partendo dal presupposto che su Pedemontana siamo concedenti e quindi su Pedemontana siamo noi che stabiliamo le tariffe, con una concessione che scade nello stesso momento per tutte e tre queste infrastrutture, ci sarebbe la possibilità di calmierare le tariffe, di portare sostanzialmente ad una tariffa unica per tutto il Veneto. Considerate che sulla Brescia-Padova il pedaggio è molto basso, è uno tra i più bassi perché non hanno investimenti da ammortizzare in questo momento, e ci sarebbe anche, quando il Presidente dice ci sarebbe la possibilità di azzerare il pedaggio. Autostrade gratis per i veneti. Sì, perché comunque il Cioè lei passante... dice, se noi ci riusciamo a prendere con affidamento diretto come CAV o nuova società anche la Brescia-Padova... Le zone attraversate dal... mettiamo adesso c'è il caso del possiamo passante. o farle gratis o comunque abbassare? Farle gratis? Anche. Anche? Anche. Per i residenti sì. Io, se fossi un cittadino, mi preoccuperei del perché nel 95% dei casi il Ministro ha ritenuto di non permettere che eventuali utili andassero ulteriori utili ai andassero ai privati. Io È mi farei la chiarissimo. domanda inversa.